Sto proponendo a Mussomeli, non so, a Mussomeli in altre province della Sicilia, uno stage di recitazione detto metodo Strasberg. Io sono stato allievo di Susan Strasberg, che è la figlia di Lee Strasberg, cofondatore dell'Actor Studio, che ha dato, diciamo, i Natali a attori come Robert De Niro e Marlon Brando, insomma tutto il gotha di Hollywood. Ovviamente non è che chi segue questo stage diventa Marlon Brando, ovviamente, però diciamo che acquisisce quegli strumenti necessari per avere, come dire, per intraprendere la strada giusta per recitare. Oggi il mestiere dell'attore ha perso molto valore, molto valore, e quindi diciamo sto tentando un recupero insieme ad altri, non sono il solo, ovviamente non sono così presuntuoso, però io nel mio piccolo faccio questo. Recuperare il senso del mestiere, il senso dell'arte che ha questo mestiere, il senso della fatica, quindi immedesimarsi nel personaggio, metterci l'energia e tirar fuori la verità. Questo è quello che sostanzialmente, in poche parole, posso dire del metodo Strasberg. Contemporaneamente, diciamo che una specie di, come dire, di sopralluogo per vedere quali sono le risorse umane nel territorio dove ci apprestiamo insieme a Sechelia Film, che insieme a Rossana Danile, la mia socia e altri partner a produrre questo primo film, che è un tentativo, primo film per noi ovviamente, che è un tentativo di raccontare una storia che non abbia niente a che fare con la mafia, cosa addirittura un fantatriller, che coinvolge la Sicilia, la mostra in un aspetto completamente diverso visto dal solito. E la cosa importante è che, come credevo e come sospettavo, visto che io stesso sono nato a Bronte, un piccolo paesino in provincia di Catania, ci sono molti talenti da scoprire, dargli coraggio, speranza e forza per continuare a costruire la loro carriera. Ne ho visti abbastanza, più del previsto, devo dire. Ne ho scoperti abbastanza e sono molto soddisfatto di questo tour, diciamo, siciliano, almeno fino a questo 2013. Contiamo di continuare con questa esplorazione, diciamo. Esplorazione che poi è anche, voglio dire, anche una specie, come dire, a doppio senso, cioè io do qualcosa ma ricevo molto in cambio. Quindi spero di continuare fino a che poi saremo pronti a girare questo film, che spero diventi, come dire, una specie di precedente, come dire, un modello standard per aiutare poi i territori che sono coinvolti, Mussomeli, Agrigento, Alcamo e altri paesini comuni limitrofi, non meno importanti ovviamente, a costituire un territorio capace di essere ospitale, non solo per noi ma anche per altre produzioni, in modo che produzioni che vengono da fuori magari, in modo da offrire, come dire, stendere i tappeti rossi così come dovrebbe essere, alle produzioni che possono venire qui e portare economia e fare sviluppare questo territorio che ha una ricchezza straordinaria sia paesaggistica che umana. Appunto, come dicevo prima, vengo da un piccolo paesino e quando ho cominciato io sono giovanissimo. Quando ho cominciato io non c'era ancora Grande Fratelli, X Factor, non c'era niente. E quindi c'era il teatro, il cinema. Io ho cominciato dalla strada più semplice, sono andato nel mio teatro di riferimento, che era il Teatro Stabile di Catania, e da lì c'era un'ottima scuola e ho cominciato a imparare il mestiere, come dovrebbe essere. Ho fatto anni di accademia, i miei 3 anni di accademia, e da lì poi sono andato a Roma. È importante questo, che i ragazzi capiscano che bisogna studiare, lavorare, fare l'apprendistato, bisogna acquisire gli strumenti, perché niente si improvvisa. Tutto quello che è improvvisato dura un giorno, poi arriveranno altri 50, ci sarà il prossimo X Factor, il prossimo Grande Fratello, che ti sostituisce, un fast food dei talenti, diciamo. Invece non dovrebbe essere così. L'altra domanda qual è? Perfetto, allora dall'altro lato. E invece sul tuo futuro artistico, quello che stai facendo? Il mio futuro artistico è... Pronto siamo? Vai. Il mio futuro artistico, ecco, non mi sono più accontentato a un certo punto di fare solo l'attore, ma ero da sempre portato come dire, non solo all'insegnamento, mi piaceva esplorare, perché ripeto, è una cosa a doppio senso, cioè do e ricevo tanto, imparo tanto dagli altri, anche dai ragazzi, si impara sempre nella vita. E questo futuro al momento prevede appunto l'apertura di una società di
produzione, la Sichelia Film con Rossana Danile, e quindi è un futuro che vedo lungo e radioso, perché è pieno di progetti da realizzare, non solo ovviamente come attore, ma anche per esempio questo progetto che stiamo proponendo mi vede anche come co-sceneggiatore e regista. Quindi diciamo prevedo che ci sia un futuro, c'è un futuro non solo per me, c'è un futuro per la Sicilia, c'è un futuro per un territorio così bistrattato, così sottovalutato e mal utilizzato. E quindi sono un sognatore, ma come diceva il grande Mandela, chi vince è che non smette mai di sognare. Poco fa hai parlato del fatto che vuoi fare un film che superi il cliché mafioso, Sì. ma ci riuscirà il cliché mafioso siciliano a superarlo con un film? Ormai insomma la cinematografia... Beh, noi siamo sicuri di sì, cioè nel senso che l'argomento mafia è assolutamente marginale, perché sì, è un film che sostanzialmente parla d'amore, che parla d'amore, sì. È un film sull'amore, con una veste fantascientifica, con una veste che vede questo territorio utilizzato sempre in un certo modo, ma che invece viene visto da un altro punto di vista. Tutti quanti possiamo vedere un tavolo, bisogna vedere da che punto di vista lo guardi, e allora cambia tutta la prospettiva.